Buongiorno, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Ormai il progetto è partito, la macchina si è messa in moto, io vi ringrazio per la grandissima solidarietà che mi state dando. Quest'oggi voglio darvi alcuni aggiornamenti e elencarvi, perché voglio giocare a carte scoperte con voi, e visto che avrò bisogno della vostra partecipazione per questa cosa e la massima solidarietà che riuscirete a darmi, voglio elencarvi i 3 punti principali di questo video documentario che vorrò fare, per poi presentarlo a tutti quelli che saranno in grado di ascoltarci e di darci una mano per cambiare le cose, tutti insieme. Il video documentario si dividerà in 3 punti. Una prima parte dove andrò a fare proprio un insieme di video, andrò a mettere insieme un documentario dove spiegare l'importanza della vita sotto costa, far vedere quello che chi vive vicino al mare, chi viene in vacanza al mare vede durante l'estate, cosa c'è sotto la costa. Specialmente abbiamo la fortuna di vivere in una penisola dove è circondata dal mare, quindi il turismo gira tutto attorno a questa bellissima penisola, completamente diversa regione per regione. Quindi la prima parte sarà far vedere cosa si trova sotto il mare, e questa è la parte 1. La parte 2, dove avrò bisogno di voi, tutti quanti voi e chi mi vorrà dare una mano, cioè all'indirizzo mail che adesso troverete, e inviatemi 5 secondi di un vostro video personale dove dite il vostro nome, da dove venite, anche senza dire il cognome, così per i più timidi o per chi avesse, non lo so, problemi, il vostro nome e da dove venite, e per dire sono Giorgio, questa è la Liguria, e dico stop alle reti sotto costa, così che la parte 2 di questo video documentario sarà un insieme di tutti questi video dove tutti noi diremo basta alle reti sotto costa, tutti insieme di tutta l'Italia. Una parte finale invece, la parte 3, la parte finale di questo video sarà semplicemente mettere in paragone la legge in vigore adesso per quanto riguarda il regolamento e chiedere una rettifica che appunto dica spostiamo queste reti a 300 metri da riva. A me ho pensato studiare regione per regione, facciamo una cosa semplice, chiediamo in tutta Italia di spostare queste reti da posta di questi cosiddetti professionisti a 300 metri da riva, di giorno, di notte, a me non mi interessa, basta. Spostiamole a 300 metri da riva. Quindi quello che vi chiedo oggi, oltre ad avervi elencato questi aggiornamenti, per come sono i punti principali di come verrà sviluppato questo video, che mi darò più o meno una scadenza di 2 o 3 settimane, quindi adesso vedrò nei prossimi giorni che scadenza darmi, perché più saremo meglio è. E quindi quello che vi chiedo oggi è semplicemente mandatemi all'indirizzo mail surfcastingliguria@libero.it questo vostro video di 5 secondi dove dite io sono della Toscana, di Palermo, di qualsiasi punto d'Italia, con i vostri amici, da soli, in pesca, a casa, non mi interessa, e dite stop alle reti sotto costa. Questi video saranno messi tutti insieme e verranno a far parte di questo video finale. Quindi io, amici, confido in voi, il mio indirizzo email l'avete, adesso magari con l'aiuto del mio amico Gabriele vi farò vedere come fare questo mini video da inviarmi e vi terrò aggiornati sulla mia pagina YouTube, sulla mia pagina Facebook e Instagram, che riportano sempre lo stesso nome, Surfcasting GBT Liguria. Quindi io vi ringrazio per quello che state facendo, per la solidarietà, e ci risentiremo sicuramente più avanti. Buona giornata a tutti, amici. Ciao, sono Gabriele, sono di Massa Carrara e anch'io dico no alle reti da costa.